Un lavoro importante, la borsa di studi che vi ho presentato è un dottorato di ricerca che va a dentro due stas, che è svizzero e che è italiano, e che va dentro appunto tre minoranze linguistiche, il furlan, il ladino e il romanzo. Sono così importanti queste minoranze linguistiche perché sono sì attaccate se hanno dei criteri similari, ma sicuramente hanno delle differenze sulle politiche linguistiche che sono state messe in campo fin come e che verranno messe in campo nei prossimi anni. Quindi è un progetto che avrà benefici non solo di chi ha qualche anno, ma soprattutto insomma, sul lungo periodo. È un progetto chiaramente un lavoro interessante per l'Europa, ma ha anche la caratteristica di dare una chialada che saranno i news prevelans e che sono i news prevelans, i new speakers, no? E soprattutto alla perdita linguistica su un territorio che magari può essere grande come che dal Friuli. Da quel caso qui mi ha fatto piacere appunto la frase dalla dottoressa che alla fa questa indagine, che è Sofia Mangus dall'Università di Bolzano e che reclama un momento che è stata la frase anche di Yeats che diceva che se un popolo al pier la solenga perché passa un'altra, non arriva poi a riconoscersi la sua identità. E quindi è altre che veramente non sto al cuore e calviotti ne devono proprio la tutela della nostra identità.